Un lungo corteo di auto a 20 all'ora da Castelfranco a Vicenza, statale rallentata, clacson e striscioni, gli altri in strada si mettono in coda, impossibile non calarsi nei panni dei risparmiatori delle banche venete beffati da Popolare di Vicenza e Veneto Banca. 2 giorni fa il blocco della circolazione di Vedelago, oggi la lunga processione di vetture verso Vicenza, destinazione la sede centrale della Popolare. Stiamo facendo quello che abbiamo promesso, è già da tempo che le stiamo facendo, comunque il bello deve ancora avvenire perché adesso bloccheremo le ferrovie, le autostrade e là sarà una cosa che fermeremo sia quelli dal nord che quelli del sud. Una promessa che i manifestanti stanno mantenendo, quella di un'estate calda, anzi caldissima. Noi chiediamo un incontro col governo, che ci siano dei dirigenti che possono decidere, perché dobbiamo avere un'apertura, perché non è giusto che un popolo sta soffrendo perché è connivente dei poteri finanziari nazionali e internazionali della finanza. Qui c'è un popolo veneto che sta gridando vendetta e non può più continuare a subire una aggressione dalla politica. I banchieri,